Può un uomo dipingere una parete zeppa di dettagli avendo in mente il risultato globale, ossia l'insieme, ovvero il significato di omini ignudi in sé insignificanti? Cerchiamo di spiegare con un esempio. Di primo impatto vediamo un uomo infuriato che ha lanciato sombreri al vento facendo sobbalzare un fantolino e scendere dall'alto un serpente meccanico. Entriamo nel gioco labirintico. Strade a 3 corsie, intasate d'auto, spazi di sosta occupati, rotatorie, sensi unici sopraelevate, sorprendenti. E l'uomo dov'è? Il costruttore di questo gigantesco, ordinato, folle ingarbuglio? È lì, prostrato, ingabbiato, immobilizzato, senza via di scampo. L'autore, Kate Haring, nacque nel 1958 in Pennsylvania e già adolescente apprese dal padre l'arte del fumetto, costruito con linea continua. Arrivò a San Francisco nel 1976, incantato dalle sculture di Jean Buffet, dall'astrattismo di Paul Klee e di Marx Tobay. Quel che vediamo sono le vie metropolitane viste a volo d'uccello, così normalmente si vuole. Noi percorriamo un sentiero arduo e forse inconcludente. Gran parte delle sue opere, prima su carta, poi su qualunque materiale recuperasse, hanno una base dorata, su cui inserisce i suoi personaggi, riempiendo ogni spazio. Avesse avuto la volta di una cappella, l'avrebbe coperta con il suo segno continuo, preciso, minuzioso, come un mosaicista. Vediamo un nodo, le buffe figure antropomorfizzate. Quel che ora vi proponiamo è il nodo gordiano nel pavimento della Basilica d'Aquilea, ricca di personaggi sorprendenti. La seppia multioculare, una cozza alata, e da pomposa nei pressi di Ravenna le immagini sono avvolte in una linea continua. Ipotesi insostenibile, aggrovigliata. Questa testa picassiana ha per base, o sbagliamo, il mosaico? È opera sua. Si scoprì omosessuale, come tanti in Castro Street. E nonostante le precauzioni che confidava d'aver preso, l'AIDS lo afferrò e negli ultimi anni si prodigò per sensibilizzare l'opinione pubblica affinché dalla ripugnanza per l'infame malattia si finanziasse la ricerca per salvare chi amò diversamente. Per inciso, questa installazione a Navatelle a noi ricorda una chiesa. Morì a New York nel febbraio del 1990 e dopo aver colorato muri, ora ci auguriamo li possa attraversare.